Eccoci qua. Se non erro, dalla regia mi comunicano che c'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno dottoressa, sono Sebastiano D'Amano. Buongiorno, buongiorno. Sue ospite, buongiorno. Senti, io per quanto riguarda il 110%, io avevo da fare lavori, però io di questo Stato non mi fido, perché se già c'è uno Stato che per 100 euro ti segue tutta la vita tramite l'Agenzia delle Entrate, voi pensate che lo Stato regalava dei soldi, non il 100%, ma addirittura il 110%. Poi io sono del parere, questi soldi andavano bene quando lo Stato dava la possibilità di restaurare delle case che almeno avevano 30 anni che non facevano lavori. Molta gente ne ha approfittato, avevano magari fatto i lavori 10 anni fa, gente che avevano già i soldi che potevano affrontare le prime spese, hanno fatto di nuovo lavori. Ora io dico, invece di fare bonus e fare case dappertutto, anche quelli nuovi, fargli i lavori, dovevano fare di più, visto che ancora in Italia ci sono gente terremotata che vive nelle baracche, aiutavano a quella gente a costruire delle case, non a gente che già i soldi ce l'ha. E naturalmente ora, per fortuna questo bonus è finito, perché da quando c'è bonus sono aumentato tutto, non si trovano muratori, non si trovano elettricisti, non si trova nessuno. Ora che il bonus la festa è finita, la pacchia è finita, vedrai che si troverà e vedranno loro a pregare alla gente di avere un lavoro. La ringrazio dottoressa e buongiorno. Grazie, buongiorno signor Sebastiano. Presidente, allora ha sollevato delle diverse questioni il nostro telespettatore. Da un lato una speculazione, qui ci rifacciamo il bonus facciate per esempio, perché i casi scandalistici vengono ogni giorno, che c'è stata col fatto che sono stati elargiti determinati soldi e non tutti hanno fatto quello che dovevano, dove era necessario. Dall'altro che effettivamente c'erano degli edifici dove necessitava degli interventi, e alcuni li hanno fatti anche in condomini relativamente nuovi, dove era un po' un plus, era un punto di domanda. E poi il discorso che, guarda caso, per carità, la concomitanza col discorso della guerra, appunto questo vuole, però i prezzi, come avevate anche pronunciato voi di ANCE, però, sono arrivati alle stelle, e non è vero che sono andati alle stelle in tutto il mondo, perché io mi sono informata che in altri paesi non è stato assolutamente così. Da noi invece c'è stato proprio uno svettamento dei prezzi, per non parlare della manodopera e delle imprese impegnate giustamente in tutte queste ristrutturazioni, sono sparite, per cui i professionisti, se li vuoi, li aspetti e li paghi oro per qualsiasi intervento. Diverse carne al fuoco, Sì, allora io dividerei un po' i concetti dei bonus. Un gruppo del bonus è il 90%, sistemazione facciate, e un altro bonus è il 110%, anche se entrambi sono bonus ed entrambi hanno dato opportunità di crescere. Perché vorrei differenziare? Fondamentalmente per far capire che il bonus del 110%, cosa che sicuramente era perfettibile, comunque veniva dato a tutti coloro i quali avevano l'opportunità di migliorare di 2 classi energetiche la propria abitazione. Fosse questa nuova, fosse questa più anziana, apro e chiudo una parentesi, in Italia noi abbiamo il 74% di fabbricati in classe F ed in classe G. Questo vuol dire che sono fabbricati altamente energivori, vuol dire che sono fabbricati che emettono il 21% di CO2 in atmosfera, il 61% di polveri sottili in atmosfera, sono case che inquinano di più di un motore a gasolio acceso dalla mattina alla sera Euro 1. Quindi diciamo che la filosofia dei bonus secondo me era positiva, perché si dava l'opportunità a chi voleva, sicuramente a chi aveva probabilmente anche qualche disponibilità economica in più rispetto a taluni altri, di rendere la propria abitazione performante anche in vista di questa Unione Europea che ci obbligherà nel 2030-2033 a rientrare in quelle classi energetiche che sono in classe D e in classe E. Per cui dobbiamo comunque pensare a questo futuro, che noi dobbiamo migliorare la nostra abitazione. E
il lavoro in poco tempo, visto l'opportunità, tutti si sono buttati a capofitto per fare queste opere. Dicevo all'inizio della trasmissione che sono addirittura nate aziende per dare risposte. E il mercato è un po' scoppiato, si sono alzati i prezzi. Quindi una speculazione, tra virgolette, però del genere. mi permetta di sottolineare il fatto che non sono proprio, non sto parallelando proprio quello che diceva il signore che era al telefono e quello che diceva lei. I prezzi, se noi andiamo in qualche stato straniero, sono comunque aumentati e in maniera importante. Noi, con la scusa del 110, c'è stato quell'attimo di aumento, però il ferro è un problema, è un aumento di costo che ha sopportato l'Italia, come la Francia, come la Germania. Il legno, il rame, il gasolio per gli autotrasporti è cresciuto un po' dappertutto. Noi importiamo, ahimè, la guerra che è in corso, noi compravamo, l'Europa comprava il ferro da là, ha avuto un'impennata per tutti quanti. Poi è ovvio, in un momento di grande quantità di lavoro, di grande richiesta, c'è stato anche questo leggero ricarico. Cosa succederà se non c'è più il bonus, ci sarà disponibilità? Beh, sicuramente sarà vero che se non c'è più lavoro ci sarà qualche muratore sicuramente più libero. Io mi auguro che questo non sia a succedere, perché comunque il rovescio della medaglia dello stop dei bonus vogliono dire 32.000 imprese ferme, vuol dire 170.000 operatori fermi, e il rovescio di questa situazione è cassa integrazione che aumenterà e dovrà essere pagata dal governo e indirettamente da tutti noi che paghiamo le tasse, e questo vorrà dire che probabilmente si ritornerà a fare qualche lavoro anche in nero, cosa che sicuramente non è propositiva, e soprattutto una miglior quantità di lavoro vuol dire un minor gettito fiscale, un minor guadagno, una minore economia che sarà minore per le tasche di tutti noi, perché se guadagna un settore indirettamente crea utili anche per altre situazioni di cose. Ma c'è stato qualcosa che comunque, a parte che è stato modificato continuamente, che non ha funzionato? Aspetti che leggo un messaggio. La casa è l'ultimo baluardo della famiglia italiana media e bisogna difenderla, per questo l'italiano fa gli investimenti su ristrutturazioni varie, grazie al 110. In altri paesi questa sensibilità non c'è, quello che un po' dicevamo prima fuori onda, no? Quindi non è sensibilità, è proprio mentalità diversa. Ne convengo, è una questione di sensibilità ed è una questione anche di abitudini comportamentali, chiamiamolo di etica. I nostri genitori, i nostri nonni, i nostri padri hanno lavorato e il regalo più grande che potevano fare il figlio era quello di dire: io ho lavorato una vita, ecco, ti do questa casa. È cambiato il concetto di casa e sta cambiando piano piano anche in Italia. La casa in Italia non è più quel bene di rifugio come è sempre stato, anche se in parte lo è ancora, ma sta diventando sempre più un oggetto di servizio. La casa si sta comportando un po' come la macchina. Devi fare tanto autostrada, ti prendi un berlina, devi fare delle strade sterrate, ti prendi un fuoristrada. Ecco, la casa non è più identificabile in quella sola destinazione, in quella sola forma, in quel solo posto, perché il lavoro non è più garantito qua, ma è qua, è là, il lavoro può cambiare e quindi anche le risposte di una casa devono essere ovviamente diverse. Poi in Italia c'è questa cultura, gli italiani sono per il 74% proprietari degli immobili. Negli stati stranieri questo non succede, le proprietà fanno capo a grandissime immobiliari, a grandissime aziende che hanno anche la capacità di fare politiche di investimento su queste case diverse rispetto a quella che è la capacità economica finanziaria sostenibile del privato, perché è ovvio che le politiche cambiano se fanno capo ad un'azienda rispetto ad un privato. Il privato sistema casa con i risparmi che negli anni è riuscito a fare.
le grosse aziende hanno ovviamente politiche diverse. Credo comunque anch'io che la casa, io amo avere una casa che sia mia e sto facendo casa a mia figlia che si è sposata l'anno scorso, ovviamente è il cliente peggio trattato di tutti i miei perché doveva entrare l'anno scorso, probabilmente ci entrerà prima di Natale, quindi abbiamo un ritardo di un anno, però ecco, io credo ancora che la casa sia un bene che noi dobbiamo amare e sia un bene che se amiamo sia anche degno di qualche sacrificio in più. Mi chiedo, ecco perché probabilmente anche il 110 forse poteva effettivamente essere studiato meglio, in termini anche di tempo per eseguire le opere. Se invece di stoppare il 110 per i condomini fine quest'anno e per le case l'anno scorso, o perlomeno fino al 31 marzo per coloro i quali entro settembre avevano fatto il 30% delle opere, che probabilmente verrà posticipato a giugno, ecco, i tempi fossero stati dilazionati di più, probabilmente avremmo avuto una quantità, una corsa meno sfrenata di tutti i clienti che volevano fare case, perché c'era più tempo per eseguire i lavori. Ecco che forse i materiali era anche più facile trovarli, ed essendo più facile trovarli e più tempo per poterli fare, probabilmente avevi anche come impresa una capacità d'acquisto diverso. Noi abbiamo aumentato i prezzi, è vero, abbiamo aumentato i prezzi, perché purtroppo compriamo i materiali a prezzi completamente diversi. Il ferro è raddoppiato, il legno è aumentato dell'80%, la casa mediamente è aumentata di un 25%, ma è conseguentemente a quanto noi, i ponteggi che costavano 25 euro al metro quadrato 4 anni fa, 3-4 anni fa, costano 100 euro al metro quadrato. I soli ponteggi che Solo i ponteggi sono quadriplicati. Per cui è ovvio che poi il prodotto finito complementato da tutte queste piccole cose crea un aumento. Quindi se questo dipende esclusivamente da un discorso della guerra eccetera, è il periodo peggiore per fare un provvedimento di questo tipo, perché è ovvio, perché il provvedimento 110 ha fatto sì che si aumentassero i prezzi naturalmente, però si è aggiunta la guerra, ha fatto raggiungere dei livelli spropositati, per cui dopo parleremo anche dei crediti incagliati, questo è un altro problema, subito dopo la pubblicità, tra poco.